Buonasera a tutti, visti voi, tenola de oie, die Seicchi, del suo mese di Sant'Andria. Bene, damo diretto una cratera come tanti dia su Chelo e a Ida, insomma, ecco si presenta di voi. Come potete vedere, este cocculato che gusta cucustatura de nuvese cioè, diffuse, insomma, ecco, quasi una specie di anneulamento. E quindi Saida non va arrivato a curasole, ma quando si parentesi, di sta sua è sempre Sama Tessi, bellissima, insomma. Bene, andiamo da innanzi, di ritornare sul lo Saravallo è domenica, 20 gradi temperatura massima, 12 gradi la minima, con costato tutto da dire, insomma, con costatura, con questo bonette di neula, sopra, neula di nuvole, sopra, e non bicolate spicco sole, come però qualche cioè, io credo, bescolane, insomma, un po' che illuminate da essa a corso in cui verso piazza eppure no che giù via Salvemini. Crasa lunedì invece non mostra taba, coculato tutte le die, dia deve proere dai verso al sonne che fino a sa una, poi se la tono pacco è tornata a cominciare a salvatelo e se chi gai posso resto su zero. 10 gradi temperatura massima, 10 gradi temperatura minima, quindi creiamo fritto, insomma, ma arriviamo a che Napoli chiamo 8 gradi, che Napoli chiede sabato 9 gradi, quindi la temperatura sta abbassando. Bene, andiamo a vedere, ed esempio è stata questa bella presentazione del suo libro di Stefano Piraso, sono iscritto di Giorgio Asproni, praticamente dai moti rivoluzionari a su connotto, che ha detto un periodo, insomma, in cui abbiamo capito tanti eventi di carattere proprio rivoluzionario, insomma, sia in Italia sia in Sardegna, infatti su connotto proprio è avvenuto in Sardegna. Steven è stato metta profondo, rischi di una memoria incredibile, a queste cose a memoria che facilitate. Il libro è sicuramente interessante, però non è stato pubblicato. Appena sarà pubblicato, dobbiamo premura di lo comprare. Bene, ecco qua Caramazzine adesso dibattito, adesso presentazione, ecco questa rassente, non filmetta meta, però insomma andiamo che non film manco pacca, ecco, ecco no, che tutti sul gruppo e belvena sul quadro che sia stato donato al suo comune, comune Ciccolino di Iucchetti in mano, dopo è veramente un bello quadro, cioè l'originale scudo che veste a fianco la fotografia del Pala, questa è una riproduzione, comunque un bello quadro a vero del canno Giorgio Asproni, Sovanedo, insomma, ecco, da rapido canto, 23-20 battoranno, o qualche cosa è preso e di sa carriera ecclesiastica. Bene, andiamo da innanzi, io abbiamo questa partita, va bene, ha giocato dall'Ulese, non esco canto affatto, andare a verità. Ecco, mi sono dimenticato di abbaitare canta e ha fatto, quindi non volisco andare, ma forse la sappiamo diretto un attimo che proprio che io sono curioso di scrivere se sa all'Ulese sta andando da innanzi il suo risultato, la prima categoria, girone C, sono Paco. Allora, accidenti, si pone questa pubblicità sempre. Allora, lo scrive l'Ulese 1-1, pareggiato, bene. L'Ulese Sopramonte pareggiato, bene, un bello risultato, complimenti a Salulese. E diciamo, oggi io a Sabittese che sono fan numero 6,
a Sastrese, la vorrà mandare in diretta. Ecco qua, questo è un cartellone di avviso. Domenica 6 che 11 20 Kimbe a Sastrese, stadio Pedro Burrai, Bitti. Vitesse fanno. Bene, non abbiamo sappido di non dare di questo periodo e andiamo da innanzi e paccano questa zona adesso di nuvole, insomma, anzi non abbiamo manco una importante, tutto canto del paese nuvole, le cortese aperte in nuvole, insomma, e non va nulla di interessante. Dagli USA adottano una pecora e ora cercano casa in Sardegna, ma ti pare che gente questo, vabbè, insomma, io come piccolo e adotto un dindu in America e a Naini e poi e a così io pure su Valente che ha adottato un dindu in America e ora cercano casa in Sardegna, ma la storia di Andy e Alessandra innamorati dell'isola grazie alla piccola Kaia. Ah, ecco, come da sapere su Izzu, Kaia, Zaervecche. Tutto è nato dal progetto Mannos. I prodotti ottenuti sono stati donati a Olbia. Ecco, i prodotti ottenuti da questo Mannos. Olbia racconta in breve è andata così. Una coppia di pensionati americani, Andy e Alexandra, ha adottato una pecora. Qualche mese dopo Andy e il figlio Camille sono venuti in Sardegna per conoscere quella pecora. Nelle campagne di Olbia adesso tutta la famiglia sta cercando una casa da comprare per spostarsi dal Massachusetts all'isola. Beh, in Olbia cominciano a costare al domo. Sono quelle storie che emozionano e non danno un senso all'intero progetto e danno un senso all'intero progetto. Racconta un po' commossa e un po' divertita Maria Giovanna Carta, ideatrice di Mannos, cioè una piattaforma che promuove giovani produttori attraverso una formula originale, cioè l'adozione. Per sostenere imprese casearie si può adottare una pecora e ricevere poi in cambio delle forme di formaggio o adottare un filare di cannonau, un olivo e così via. Questo è il stesso progetto, ma in effetti non mi piace, ecco. E Andy e Alessandra Gogo Go Glando hanno finito per adottare una pecora. Forse non avevano letto bene sul sito che non spediamo in America per via dei dazi e delle difficoltà logistiche, spiega Carta. Ho detto che avrei dovuto annullare e restituire i soldi dell'adozione oppure che potevano venire in Sardegna a conoscere la pecora e l'isola. Detta così poteva sembrare una provocazione, invece la famiglia americana ha risposto entusiasta. Arriviamo a Nanatu, sono capitati su Mannos per casualità e in effetti non avevano mai visitato l'Italia, vabbè questa è Sardegna però, hanno preso al volo quella simpatica occasione e così padre e figlio hanno affrontato il volo eccetera eccetera transatlantico e sono arrivato a Ginocchio, ma vabbè, mi pare che io pure vado a adottare su Dindu. Sull'energia il governo ci ostacola. Il titolare regionale dell'industria, Cani, spiega le priorità sullo sviluppo. Sul tavolo le vertenze del Sulcis, tra le linee programmatiche la nautica, l'Einstein Telescope e il piano per realizzare le rinnovabili. Intanto Cani è stato attaccato malamente, non ha compreso poco quale motivo, solo che in rotta ha fracassato una vetrata ma nel senso, può succedere a chiunque, insomma, e invece si associa naturalmente, hanno scatenato tutto il odio possibile. Quante cattiverie contro di me, quel video non doveva girare. Emanuele Cani, dopo la caduta al Mimit, diventata virale. Ma vabbè. Solidarietà a Cani, cioè non siamo
meta di accordo, ma solidarietà assoluta. Fasce deboli, imprese, enti locali, le priorità della nostra manovra. Sembra questa manovra della finanziaria regionale, insomma. La Giunta ha dato il via libera ad una proposta di bilancio da 11 miliardi di euro. Giuseppe Meloni ora auspica un accordo col governo sulla vertenza entrate. Proprio il beato un posto su poi su fatto che ha chiesto sconto su del canto costa la Sardegna Italia, ma mi sono permesso di anche un pacco di osservazioni, questo sconto veniva posto 3,7 miliardi su questa sanità, come che la Pax Italia, già continuità territoriale che costa che mi il milione di euro, già spensione, che sono circa 1 miliardo, mi pare, da qualche cosa di euro e così via. Beh, mi sono permesso, e quindi si sbilancia questa Sardegna è andata da 3 a chi, dai 3 a 15 miliardi di euro. Mi sono permesso di rispondere che intanto questo 3,7 miliardi di euro della sanità sono totalmente a carico della Sardegna, ma non solo. La Sardegna paga sa quota della sanità nazionale che hanno dai 300 ed è arrivato fino a 700 milioni di euro. Cioè, noi non spacchiamo la sanità, poi contribuiamo a pagare la sanità di chi non se la paga, cioè di tutte le altre regioni che invece sono a carico del Stato. La Sardegna invece la sanità a carico della Sardegna Matessi, questo è accordo su questo articolo 8 del statuto atto tra solo e il tesinato Mortadella, Prodi e Prodi, quindi riforma dell'articolo 8. In proso, allora, continuità territoriale, c'è già agevolazione sul biglietto aereo, navale, eccetera, eccetera, non è a carico del Stato, ma totalmente a carico della regione. Allora, altra questione, pensione, no, la pensione la paga Italia, un baffo, la pensione la paga SINPS, non Italia, e SINPS si paga in base solo a suoi versato, cioè non è che lo andare a pizza al dabba, SINPS paga, che va lavoratore sardo, che hanno versato a SINPS, che invece lo lavoratore sardo in Francia oppure in Germania, la pensione viene data da Francia o da Germania. La stessa cosa è dunque la SINPS italiana, cioè paga la pensione di oggi in base al versamento dei ERES, quindi nessuna transazione. E poi ha aggiunto chi invece si taglia che ciucciata da 3 abbatto un miliardo di euro, non sanno questo, però la truffa adesso è accisa, su adesso combustibile prodotto in Sardegna, cioè su adesso idrocarburo, viene prodotto da Sassaras, ma siccome il deposito fiscale sono in Civitavecchia e in Livorno, praticamente la accisa non viene impaccata in Sardegna ma in Italia e quindi che poi un prodotto che è prodotto in Sardegna e quindi sono 3 miliardi di euro. A questo sconto, insomma, l'Italia non deve 3 miliardi di euro, scommente minimo, quindi tocca di sfatare tutta questa dipendenza. Va bene, ha provato questo riassunto un po' impresso di voi, ma vos assicuro che sono dato il certo, se poi di qualcuno non schiarettare, vabbè, basta che sia anche semplicemente una chirca, oppure ve lo do io, Allora, cervi e daini hanno invaso le nostre aziende, siamo degli animali appunto che sono creschenne, non solo il silvone, ma appunto cervi e daini. Allevatori e agricoltori disperati, c'è chi vuole imbracciare il fucile. E certo che tocca di fare un giusto peso della presenza di questo animale, io non ho una soluzione con la verità. E comunque sia in qualche maniera tocca per esempio no ad scandalo, ecco, una delle soluzioni del discorso, cioè sono bello e così via, però noi los adescamos, in qualche maniera los alimentamos, è chiaro che poi la popolazione cresce. La stessa cosa l'amo posso Silvone, infatti ecco qua, no, questo Silvone magari dopo del diapositiva, vediamo un po', i cinghiali invadono la statale 131, ormai è emergenza, fauna selvatica sulla strada, 2 incidenti nell'Oristanese e poi abbiamo visto
che abbiamo sposto noi spuro purtroppo a soprano, cioè non è un galo in dolo, ma dolo metamanno possa perdita di un frate, di Saida, insomma, del Ciriaco Meloni. Cani, potevo morire, l'odio social su di me non è giustificabile. Ecco, questo torniamo nell'articolo, questo è stessa Unione Sarda, esatto, lui sono in Sardegna, l'assessore domani non sarà a Roma, mi è stato consigliato un po' di riposo. Vabbè, certo, come non tanto da succono, finché potia rugare viene mi pare, non riesco canto spiano, basutta, ma comunque potia morire rugare che a basso, insomma. E poi questa è una rotta, una trambucata che può succedere a tutti. Agus per la nomina è questione di giorni, ieri abbiamo già dato del suo chi l'assessore Satta, insomma, Zichita a operare come assessore all'agricoltura e il progressista che invece non lo riconosco in pruso e lo vuole cambiare Chinalius. L'attesa sta per finire, nonostante una conferenza stampa fissata per martedì e un incontro già programmato il 20 con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida sul malcontento manifestato dai produttori del pecorino romano per la preoccupante flessione delle produzioni, l'esperienza di Gianfranco Satta alla guida dell'assessorato di via Pessagno pare essere arrivata al capolinea. L'agricoltura nella giunta Tolle dovrebbe passare entro qualche giorno a Francesco Agus, capogruppo dei progressisti, che sarebbe il primo esponente cagliaritano doc nell'esecutivo del Campo Largo, se non si vuole considerare cagliaritana la quartese Barbara Manca. Trasporti assicurazioni sull'imminente avvicendamento sono state date anche ieri al partito dall'entourage della presidenza Alessandra Todde. Nell'isola è vuoto un negozio su 5, crisi senza fine, si rischia il deserto. La proposta di Confcommercio servono interventi di rigenerazione urbana. In crescita solo i ristoranti e i bed and breakfast. Volano gli acquisti su internet, cioè claro che la concorrenza adesso compra in internet è difficile abbattere, insomma. Ca uno da sacratea se tu ordina su che li serviti e che ne sta a dire alla bottega la può cercare una cosa che poi magari non sta timida non sta fare. Però è chiaro che quando va qualche cosa chi invece è sicuro che si busca te la bottega tocca di andare alla bottega. Tanto este chi DSTV ste elaborando un progetto di compra in bida. Insomma, di proporre un concorso, insomma, una specie di gioco che serve a incentivare la compra in bida, basata sopra adesso, i scontrini, attori al bottega aldeida. La chiamare compra in bida e dicono insomma che hanno a questo punto del progetto che si tratta di stabilire la forma di premialità da dare a chi è inghete su compra in bida basato semplicemente su questa collettura di i scontrini l'ho fatto su salboteca aldeide, sul fillerisi e sul rifornitore e così via. Insomma, la cosa è il gallo da ponere a punto, però penso che potrebbe essere una cosa che funziona, che insomma uno presenta tutto il scontrino, lo presenta te inga qualche cosa, ecco, in pratica è scusto. Non è stato appunto la cosa che hanno essere appunto a pubblicare. Negli ultimi 12 anni l'Italia ha registrato una riduzione di oltre 140.000 attività di commercio al dettaglio tra negozi e attività ambulanti con cali particolarmente accentuati nei centri storici e nei piccoli comuni. La crisi si vede soprattutto in Sardegna, dove secondo le stime di Confcommercio un negozio su 5 è sfitto.
media italiana è al 15%. 4.350 locali sono vuoti. L'Associazione dei commercianti lancia l'allarme sulle vendite al dettaglio nei canali tradizionali, spiegando che la situazione nei prossimi 10 anni rischia di aggravarsi ulteriormente con la chiusura di altre attività e un saldo negativo di circa il 20% dello stock attuale. E insomma, la situazione sta ponendo veramente male per le botteghe. Ecco, quindi una iniziativa del Comune in Bida, insomma, di essere sicuro qualche cosa che potete dare un aiuto a incentivare